Sabato 16 agosto, San Rocco, pellegrino e taumaturgo. È il 228° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 137 al termine. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 20:16. La luna si leva alle 23:40 e tramonta alle 14:58. Chioggia, stretta d'assedio dalla flotta genovese che ha già conquistato Grado, Caorle e Pellestrina, è costretta a capitolare. La città viene messa a sacco e data alle fiamme. L'ammiraglio Pietro Doria, comandante dei genovesi, dichiara alteramente: «Venezia è senza speranze. Presto metterò le briglie ai cavalli di San Marco. È il momento più grave della guerra omonima». Un po' di variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi e probabili temporanee fasi di piogge sparse, a locale carattere di rovescio o temporale. Per le temperature minime sono attese leggere diminuzioni in quota e contenute variazioni di carattere locale altrove. Per le massime una generale moderata diminuzione.